Oltre 100 persone denunciate per corruzione e concussione, soprattutto imprenditori spregiudicati che si avvalgono di funzionari e colletti bianchi corrotti. Peggio del Veneto solamente le regioni del sud, quelle tradizionalmente interessate ai fenomeni mafiosi. I numeri dell'Osservatorio Ambiente e Legalità contro le ecomafie di Legambiente mettono il Veneto in cima alla classifica dei reati ambientali in Italia. Non sono affatto dei reati marginali o di minore importanza, ma sono dei reati rispetto ai quali bisogna intervenire con energia e con decisione. Gestione illegale delle discariche, inquinamento, mancate bonifiche. In 4 anni i verbali delle forze dell'ordine sono stati oltre 3.000. Le sanzioni superiori ai 3 milioni di euro, solo nella provincia di Venezia, la più interessata a questo fenomeno criminale. È proprio qui che è nato unico in Italia un tavolo di coordinamento tra comuni, provincia e procura per perseguire i reati contro l'ambiente e garantire il collegamento tra le indagini di polizia giudiziaria, le sanzioni da somministrare e la costituzione di parte civile contro gli ecocriminali nei procedimenti penali e risarcitori. In provincia di Venezia esistono 5.000 punti autorizzati di emissione di sostanze inquinanti in atmosfera, 400 scarichi di acque industriali, 230 impianti di trattamento rifiuti che vanno costantemente controllati. E i numeri forniti da questa task force, che è operativa da 3 anni, sono in allarmante ascesa. Nel 2014 le sanzioni comminate hanno permesso di recuperare oltre 1 milione di euro, cifra che sarà abbondantemente superata quest'anno. Nei primi 6 mesi infatti le multe per reati ambientali hanno superato l'importo di 800.000 euro. Rifiuti, abusivismo edilizio, anche tutela dell'ambiente, sono tutti settori in relazione ai quali ci vuole il massimo impegno da parte della magistratura e da parte delle forze dell'ordine.